Un ex portiere è diventato tinteggiatore, un imprenditore che progetta lampade e le esporta in tutto il mondo e sogna di aprire una fattoria didattica. Due amiche ucraine titolari di una ditta di pulizie che hanno ospitato dei connazionali sfollati per colpa della guerra sono solo alcune delle storie premiate oggi a Padova nel corso di CNA Day 2022. Storie di grande professionalità e coraggio che raccontano al meglio l'anno che si sta per concludere e l'impatto che ha avuto nel nostro territorio. Abbiamo premiato quelle imprese, io le vorrei definire eroi, ma noi lavoriamo sempre a testa bassa, quelle imprese che hanno saputo fare innovazione, imprese che nonostante le difficoltà dell'anno hanno saputo tenere aperta l'azienda, hanno saputo mettere mano al proprio portafoglio e mettere delle liquidità in azienda per pagare gli stipendi ai nostri collaboratori, per pagare poi le tasse. Per cui oggi viene premiate quelle aziende che nell'anno 2022, pur essendo stato un anno da certi punti di vista con una certa ripresa lavorativa, ma un anno molto difficile anche per quello che è successo di trovarci una guerra vicino a casa nostra. Le imprese artigiane della CNA sono il cuore del tessuto economico della nostra provincia, nonostante il 2022 sia stato segnato profondamente dalla crisi energetica e dall'inflazione, non sono mancati i segnali di ripresa. Se andiamo a guardare in questo momento, pensate nella provincia di Padova la produzione industriale di quest'anno supera i 36 miliardi di euro, che è di gran lunga superiore al valore che aveva nel 2019 pre-Covid, quindi questi sono tutti segnali di una ripresa che è stata veramente dinamica.